Buongiorno, buon 23 maggio a tutti. La nuova di Venezia e Mestre apre la rassegna stampa di TG Plus per quanto riguarda la provincia di Venezia. Andiamo a vedere la notizia che impera sempre: il ponte non era sicuro e noi lo sapevamo. Il caso ammissione di Mion. Lo troviamo anche in tutti gli altri giornali. Tommaso Taciuti, 6.000 difetti nelle gallerie, insomma ne stanno uscendo di tutti i colori. Protocollo fanghi, la firma decisiva, sbloccati gli scavi. Anche il Ministero della Salute ha dato ok per agevolare l'iter, passaggio vitale per il porto di Blasio. Ora la via libera all'autorità. E nella fotonotizia vediamo una informissima Laura Pausini in piazza San Marco. Il suo cachet andrà agli alluvianati, l'aveva già detto questa cosa, insomma cosa che le fa particolarmente onore. In centro pagina, ecco, i guadagni dei veneziani più ricchi sono a Mirano, e chi l'avrebbe mai detto? Bici, Prodi e Moser, la bike economy e il giro in arrivo. Si parla molto di Giro d'Italia anche negli altri giornali, vedete anche nella fotonotizia il giro arriva e si decide a nord-est, questo lo scrive il Gazzettino. Da oggi la corsa rosa tra Veneto, Trentino e Friuli. Alluvioni, l'allarme del Veneto, Palazzo Balbi, regione inadempienti no, noi le opere le abbiamo fatte ma la burocrazia ci rallenta. E via i divieti, tornano le visite in ospedali ed RSA. E anche qui si parla di Mion, Ponte Morandi, sapevo del rischio ma non ci feci nulla. E su Corriere del Veneto il piano per ridurre le liste d'attesa, sul piatto 30 milioni per pagare di più medici interni e acquistare le prestazioni private. Nella fotonotizia si parla anche qui del Giro, domani la prima di 3 tappe venete, sprint a Caorle e 2 volte le Dolomiti, arriva un giro da sogno. Noti i rischi del Ponte Morandi, questa è una notizia proprio del giorno, anche della sera, se ne è parlato molto anche ieri. Ilaria arrestata in Arabia, uno spinello nell'auto, tra l'altro che era di un amico. La pagina di Notizie Plus parla di Speedline, la Roland vuole dare l'esclusiva a un investigatore tedesco, vari incidenti che vediamo sempre, che vengono segnalati da questa pagina, ed evasori stanati nel 2022, recuperati 20 miliardi, e questa è la notizia che abbiamo trovato anche in altri giornali. È tutto per quanto riguarda, poi naturalmente le pagine le andate a vedere voi e vi arriveranno sul telefonino come sempre. Dicevo, è tutto anche per la rassegna stampa di TG Plus per l'edizione di Venezia. A domani.